Si tornerà sui banchi a settembre. Il ministro Azzolina: riaprire le scuole adesso vanificherebbe gli sforzi fatti. Tutti ammessi ma no al sé politico. Carlotta Manno. Video lezioni, verifiche da remoto, compiti in classe e interrogazioni via web. Si concluderà così per 8 milioni di studenti l'anno scolastico. Il 18 maggio sarà un giorno come un altro e non la data spartiacque ipotizzata dal Ministero dell'Istruzione per il rientro degli studenti tra i banchi. La mia opinione è che con ancora 500 morti al giorno riaprire le scuole oggi per poche settimane rischi di vanificare gli sforzi fatti. Gli studenti saranno tutti promossi, ammessi agli esami, sia i maturandi che i ragazzi di terza media. Gli esami si svolgeranno o fisicamente in classe con presenze scaglionate oppure online con un orale per entrambe le prove. Quanto ai voti di questi mesi avranno lo stesso valore di quelli del primo quadrimestre, fa fede il registro elettronico. Grazie alla didattica a distanza tutti gli studenti saranno valutati. Chi merita 8 avrà 8, chi merita 5 avrà 5. Ma daremo la possibilità a tutti gli insufficienti di recuperare a settembre. Il rientro è ipotizzato per i primi di settembre, è esclusa l'ipotesi dell'alternanza mattina-pomeriggio perché sarebbe un sovraccarico per i professori. Una commissione ad hoc sta studiando le possibili ipotesi in base all'andamento dell'emergenza Covid. Se si proseguisse online saranno stanziati altri fondi per acquistare tablet e computer e per potenziare le piattaforme didattiche utilizzate da professori e studenti. Un gruppo di amiche e un'idea.